come se fosse una nazionale veneta. Un centinaio fra i migliori atleti della regione, più 300 esordienti e almeno 5.000 giovanissimi praticanti in 7 piscine di 4 province. Una fabbrica di campioni praticamente a chilometro zero. Il team veneto di nuoto, una forza riconosciuta in tutta Italia partita da un'idea che nel 1993 sembrava un po' audace. Il compianto tecnico Gianni Gross ci credeva davvero, ma sembrava quasi un visionario. Invece siamo qui dopo 27 anni, vuol dire che lui ha costruito, oltre che il progetto, ha costruito la squadra, ha costruito attorno a questo progetto un gruppo di persone che ci credono che il nuoto riesce ad avere grandi risultati se mette i migliori a quelli a condurre questa squadra. In 24 anni ben 82 atleti del team veneto sono stati convocati in nazionale. 6 di loro hanno fatto le Olimpiadi, 7 i mondiali, 12 gli europei, conquistando 272 medaglie e 72 record italiani. Noi siamo come la settimana enigmistica. Abbiamo parecchi tentativi di imitazione, ma la settimana enigmistica rimane sempre unica. La stessa cosa vale il team veneto. Negli ultimi 10 anni tante altre regioni o tante altre società hanno cercato di fare altrettanto, però non sono riusciti a rimanere nel mercato, nel mondo del nuoto, perché forse hanno più cercato di comprare degli atleti e non farli crescere all'interno del vivaio. Fiuto nel cercare i nuotatori migliori, ma grande capacità nel convincerli a restare per progredire insieme. Il problema, come è stato accennato prima, è sicuramente individuare i talenti, ma soprattutto non perdere i talenti, perché noi abbiamo nelle nostre file, nelle piscine, tanti Rosolino, tanti Fioravanti, tanti Paltrinieri, tanti Pellegrini. Il problema è che andando avanti si perdono nella strada per motivi più vari. Nella serata di celebrazione il team veneto ha scelto di premiare ex equo i 2 tecnici che seguono la crescita di talenti puri come Aglaia Pezzato e Matteo Furlan. Diciamo che la forza del team veneto è proprio la comunione di intenti tra i vari allenatori delle varie società. Tra me e Moreno c'è un'amicizia che dura da 30 anni e la stima credo che sia reciproca. I successi che lui ha ottenuto credo che l'Italia possa vantarli in pochi. Io posso solo che essere contento di essere al suo fianco.